All'Eco dei Social e a Claudio Petrone, buongiorno. Buongiorno Ciccio, ben trovati tutti, anche i radioteleascoltatori. Wow, ci sei mancato settimana scorsa? No, perché io in fondo non c'ero e quindi diciamo al massimo sarai mancato a qualcuno, saremo mancati a qualcuno. Io non sono venuto per problemi di natura tecnica, ma adesso siamo tornati, peraltro Ciccio siamo a febbraio, sì. È il mese più importante dell'anno. Ah sì? Perché è pre-primaverile, poi c'è Carnevale, San Valentino, il Festival di Sanremo, quindi queste le prossime puntate. Tu lo sai che si dice in dialetto sulla temperatura a febbraio? Dica. Che se a gennaio non scellaresci, febbraio me la penso. Cioè, se a gennaio non fa particolarmente freddo, febbraio si incazza e fa molto freddo. Infatti io sono a mezze maniche, ma infatti ti sapevo che mi avresti un'altra stagione, capito? Regalato del calore. Io sto con la dolce massime. Va bene, comunque. Allora, di che parliamo oggi? Allora, andiamo un po'. Che cosa è accaduto ultimamente? Cosa è accaduto? Sappiamo che c'è una proposta da parte di un facoltoso imprenditore risanatore aziendale per quanto riguarda l'acquisto dell'Ilva. Sì. E quindi abbiamo innanzitutto letto queste interviste che sono apparse sui quotidiani, tra cui quella molto interessante del direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, Mimmo Mazza, con il quale, come tu sai, perché tu sei sempre tutto, abbiamo un collegamento. Sì, certo, ce l'abbiamo davvero. Abbiamo il collegamento con il tuo direttore, tra le altre cose. Ce l'abbiamo? Dov'è? Ci sono. Eccomi. Direttore, tra l'altro oggi è il compleanno. Tanti auguri, buongiorno, Mimmo. Auguri Mimmo. Tanti auguri. Io ho visto la chat della redazione che gli stavano massacrando di auguri, ho detto io lo chiamo dopo, e invece ce l'ho in diretta. Buongiorno. Quindi tu la prima cosa che hai fatto quando ti sei svegliato stamattina non hai... leggere i giornali. Non hai fatto gli auguri al tuo direttore? Non ancora. Molto male. Molto male, lo so, però vabbè, mi farò perdonare. Detto questo, allora, l'intervista che ha fatto Mimmo a Flax, diciamo, sì, Mimmo, Flax. abbiamo letto questa intervista, devo dire molto interessante. Vabbè, lasciamo stare il lato tecnico, ovviamente importante anche per i risvolti che possono esserci. Ma qual è la cosa che ti ha colpito? Beh, ci sono alcune cose che mi hanno colpito, ecco. Diciamo delle risposte, poi Mimmo ci dirà meglio com'è andata questa intervista. Il buon Flax a un certo punto dice: ci servirà l'aiuto della Chiesa, della politica locale, dobbiamo diventare amici, lottare non serve a nulla e a nessuno. L'ultima volta che sono diventati amici c'è stato ambiente svenduto. Mimmo, non vorrei sbagliarmi, cioè è già successo ed è andata male, o sbaglio? Speriamo, Mimmo e Francesco, speriamo che non si tratti di un ritorno al futuro, insomma. La musica chi è questo? Michael J. Flax. È lui. Mimmo. Vabbè, Mimmo, ti prego, salva questo momento perché sta Prima di darti una parola, però volevo leggere anche un'altra cosa, perché il buon Flax dice anche, ha in programma di venire a Taranto, è corretto Mimmo? Se ve lo dicessi succederebbe come quando i Beatles sono andati in America, accolti da folle oceaniche. Quando avrò le chiavi del governo verrò in visita. Dici tutto, Mimmo, com'è andata? È davvero così lui? In maniera anomala, mai fatta una cosa del genere in vita mia, dalla vita professionale ormai sono 35 anni di Gazzetta, perché cercavo da giorni un contatto, un link, qualcuno che facesse la comunicazione per Mr. Flax, e alla fine ieri un amico di Roma mi ha detto: guarda che lo fa tutto lui, mandagli una mail che ti risponde. Quindi ieri mattina di buon'ora gli ho mandato una mail e lui mi ha risposto: send me your question, mandami le domande via mail che ti rispondo. Io ho scritto 10 domande in inglese, gli ho inviate via mail e lui mi ha risposto dicendo: no, troppo complesso, facciamo una video call. E quindi abbiamo organizzato con la collega Bianca Ghiriatti, che è laureata in lingue, che mi ha dato un supporto sulla lingua molto importante, questa videochiamata di mezz'ora surreale per molti versi, soprattutto su questa frase che Claudio richiamava, quella dei Beatles, perché gliel'abbiamo fatta ripetere più volte perché non credevamo alle nostre orecchie. Ti credo. E lui invece era convinto, assolutamente convinto di questa cosa e di tutto quello che ha detto. Cioè, sembrava una persona molto, molto volenterosa. Tra l'altro col fuso orario era praticamente l'alba quando abbiamo... Scusa Mimmo, aspetta però un attimo, tra volenterosa e diciamo un attimo, come dire, un tantinello egocentrico, credo che il limite però in questo caso sia labile. Cioè, uno che pensa di essere accolto da folle oceaniche, tanto per cominciare, uno che non ha capito Taranto come è fatta, secondo me. No, e dovrà capirlo, evidentemente farsi accompagnare da qualcuno, perché non è manco normale onestamente che un'intervista venga rilasciata in queste modalità. A me ha fatto molto piacere perché
mi ha dato il suo cellulare, cioè in passato come sapete. Ma lui non ha quindi un ufficio stampa, niente? No. Al momento no. Lo sai che adesso stai dando una notizia e si fionderanno in 10.000, Mimmo, no? Mimmo, ci dai la Considera mail? che Se ci dai la mail gli scriviamo anche noi. Tu vuoi fare la mail, però considerate che sul suo sito c'è una mail di press @Michael Flax Group, che le mail tornano indietro. Questo è il livello di organizzazione. Scusa Mimmo, adesso posso fare una domanda seria? Cioè, se partiamo così non mi sento rassicurato. Ma guarda, Francesco, sentirsi rassicurato nei confronti del litio è sempre molto difficile. Abbiamo avuto la più grande produttrice mondiale di acciaio, ArcelorMittal, ce eravamo rassicurati e non è finita poi esattamente bene, diciamo. Tu dici partiamo con la paura, Quindi, magari va meglio. Il tema è insidioso, però per stemperare un po' e ritornare alla nostra rubrica, io leggo anche, Mimmo, tra i commenti che ci sono stati, c'è stata anche un'altra intervista al sindaco di Taranto, e quindi con riferimento appunto all'intervista a Michael J. Flax, viene chiesto al sindaco, l'ha mai incontrato al sindaco di Taranto? No, non ho mai avuto questo piacere. L'ho visto in fotografia, mi sembra un ragazzo simpatico. Tetti dice questo di Michael J. Flax. E quindi diciamo che comunque da parte del sindaco anche c'è un'apertura a volerlo conoscere. Un bel piccino, diciamo. Non bello guagnone. C'è peraltro dai numeri che rappresentano Flax dovrebbe essere tanta roba. Concludo, Ciccio, grazie Mimmo, ancora tanti auguri. Concludo con la fine. Aspetta, non possiamo liquidare così il direttore della Gazzetta del Mezzogiorno. Lo dici dopo. No, dobbiamo fare un'ultima domanda. Lo sto citando, troppe domande giornalistiche. Vai, scusa. Mimmo, Ciccio. Come conclude la Gazzetta? Buona fortuna allora. Non si tratta di fortuna, è Dio che decide. Grande Giove. Michael J. Flax. Mimmo, grazie per esserti prestato, diciamo, a questa cosa devastante. Speriamo di tornare a fare, diciamo, il nostro lavoro. Grazie direttore e tanti auguri ancora, buon compleanno. Grazie. Ciao Mimmo. Grazie. Noi ci fermiamo, quando torniamo continuiamo, diciamo, a fare giornalismo serio, di quello proprio cattivissimo, con Claudio Metrone. Giovane, selvaggio e libero. Proprio come l'abbiamo visto. Ho detto che il mio abbigliamento è quello migliore oggi. Sì, Oggi stai proprio carico di emozioni. Febbraio, San Valentino, sabato e venerdì, prossimo puntatone. Oggi invece, sull'amore che ci unisce. C'è un amore che ti unisce, Claudio? Stamattina hai perso di te, ma attenzione. Allora aspetta, però ce la fai a restare davanti al microfono? Perché abbiamo i tecnici, voi non lo vedete da casa, ma ci stanno, loro sono disperati, che dicono microfono. Che mi astemano. Vai. Allora, perché Snoop Dogg? Grande scelta musicale, indubbiamente, ma abbiamo visto sui social che Snoop Dogg è stato tedoforo, esatto, per Milano le Olimpiadi invernali 2026. E dopo aver girato fatto qualche polemicuccia però, No, ma ha girato con la torcia olimpica, e noi sappiamo bene cosa è la torcia a Milano. Capito. E chi meglio di lui, certo, è esperto in torce, è andato a festeggiare e a sgranocchiare qualcosa a un McDonald's. Certo, sei in Italia, dove diciamo il cibo è stato dichiarato patrimonio immateriale dell'UNESCO, è andato da Mac. Da McDonald's, bravo americano. Sempre con la sua sobrietà che lo contraddistingue, dovremmo avere anche un contributo fotografico. Vedete Snoop Dogg con la pelliccia dei giochi invernali, è andato da Mac, e lo vediamo anche senza occhiali da sole, una rara immagine, perché lui indossa sempre gli occhiali da sole. E quindi Ciccio, perché stiamo parlando di Snoop Dogg? A che stai pensando? Devo stare fermo. Sicuramente perché i social hanno dato ampio risalto a ciò. È vero. Ma poi perché noi sappiamo che abbiamo i cugini delle Olimpiadi, ovvero i giochi del Mediterraneo. Sì. Allora a me è venuta un'idea, ho detto ma io quasi chiedo a Ciccio, ma se dovesse venire Snoop a Taranto, o comunque un mediforo, il mediforo, no? Il mediforo è il tedoforo dei giochi del Mediterraneo, Ciccio, dai, il mediforo. Dove lo figura mitologica? Dove lo portiamo a mangiare questo mediforo? Bella domanda. Tu che idea hai? Vabbè, oddio, partendo dai McDonald's ci sono persino a Taranto, ma magari in un posto un po' più tipico. Sì, adesso siamo pieni di McDonald's. Anche troppi. Ma magari in un posto un po' più tipico.
che ne so, tipo a Taranto Vecchia mi verrebbe da pensare a qualcosa. Ciccio, aspetta, ok. Solo no? Taranto Vecchia no. No. Cioè anche altro oltre la città Ma tu hai vecchia. pensato già a qualcosa? Mi Ma pare io di- un'idea ce l'avrei, perché comunque qualcosa di tipico, le cozze, il panzarotto. appunto. No. Io la butto lì, un polletto. Se parlo di Damiano! grandissimo Damiano con i suoi polletti. Snoop Dogg e Damiano con il pollo dietro, ma il polletto Che gli dà fuoco, salto con la torcia che gli dà. con la, Te lo immagini lui da con la Damiano? torcia olimpica. E te lo immagini Damiano con Snoop Che davanti? coppia, mamma mia, altro che Ciccio e Claudio. No, non lascia perdere, è un'altra roba. Figo però, sarebbe molto figo averlo qua. Poi dove lo porteresti altro? Dove lo porterei? Beh, sicuramente Io dopo- da Gesù Cristo. Dopo Damiano il nulla. Ah, quindi siamo partiti da Gesù Cristo. Poi dobbiamo citare tutti i ristoranti, perché sennò No. chi non vi... No, solo Gesù Cristo. Gesù Cristo. Vabbè, però Gesù Cristo ha anche qualcosa di tipico. Se si tratta di frutti di mare e cozze sarebbe l'ideale. Però secondo me sì. Damiano Uberalles. Overalles. Allora No, Ciccio, volevo dirti una cosa. Sì. Per quanto riguarda la settimana prossima, preannunciavo prima il discorso dell'amore, perché sabato dovrebbe essere San Valentino. non ne sono sicuro. Sabato è San Valentino e quindi venerdì dedicheremmo la nostra puntata all'amore. Poi Sabato, dopo, sì, noi non siamo in onda, però andremo venerdì. no, venerdì dedicheremo ok. la puntata di all'amore. venerdì all'amore. Tra le altre cose so, ma voglio Sai, spoilerare vai. che Taranto si sta preparando a dei grandi festeggiamenti mischiando carnevale e amore. Sì. Sì, non so se mi uccideranno per questo spoilerismo. chi si Il sa? comune di Taranto sta preparando qualcosa di Un divertente, evento? sì, per carnevale È l'amore. È l'amore. Quindi limoniamo tutti vestiti in maschera praticamente. Questo non lo so, Però non proviamo. lo so. Vedo che anche tu stai diventando caldo stamattina. Ti stai surriscaldando. Ma tu mi hai chiesto una cosa prima di entrare. Cioè? Mi hai chiesto, Claudio, volevo chiederti una cosa in trasmissione. Cioè, tu che idea hai? Ti sei fatto un'idea? Perché tutti sono venuti tanti avvocati, anche. Ma hai detto che non vuoi parlare di roba seria. Del no, però, referendum sì. stai parlando? Sì, Hai detto che non vuoi parlare del referendum? sì, No. sì. Claudio, no. Sì. No. Sì. No, Sì. e allora chiudiamola Sì. qua. Sì. Chiudiamola tra un sì e un no sul referendum, no. E intanto grazie a Claudio Petrone per essere stato con noi, ci rivediamo venerdì prossimo. Belli carichi e pieni di amore.